Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, come sempre in diretta anche oggi fino alle 13:30 per aggiornarvi su tutte quelle che sono le notizie di cronaca dal Veneto e poi gli aggiornamenti e gli approfondimenti sulle tematiche di stretta attualità di queste settimane. Per quanto riguarda la cronaca sono molte le notizie di oggi. Tra pochissimo dovremo collegarci con i nostri inviati ad Asolo per l'ennesima aggressione ai danni di una barista dopo quella accaduta l'altro giorno a Cornuda, nuovamente una barista nel mirino, questa volta di un cliente che era stato accusato di non avere pagato il caffè. Ma poi la cronaca ci porterà anche a Mestre con i clamorosi sviluppi sul omicidio di Lorenzo Nardelli, massacrato di botte nell'ascensore di un condominio in via Rampa Cavalcavia a Mestre da due cugini macedoni che sono appunto accusati del delitto. Ebbene, secondo quanto accertato dalla polizia, l'omicidio sarebbe scaturito da un errore. Nardelli e i due stranieri non si conoscevano, il ragazzo avrebbe sbagliato scala, doveva incontrarsi con una donna, avrebbe sbagliato scala e sarebbe entrato nell'appartamento pensando appunto che fosse quello della donna che doveva incontrare. Tra poco ci aggiornerà Ilaria Marchiori su questo caso che ha profondamente scosso l'opinione pubblica. Ci sono poi degli aggiornamenti importanti sul delitto che si è verificato l'altra notte a Pernumia con un originario, 25enne originario del Ghana, che ha ucciso il coinquilino e poi si è rifugiato in un centro per l'accoglienza dei migranti. Proprio per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con Pernumia, dove c'è per noi Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Buongiorno da Pernumia. Continuano gli accertamenti dei carabinieri, come vedete alle mie spalle, per quanto riguarda l'omicidio che si è consumato la notte del 28 agosto in questo casolare che vedete alle mie spalle. La lite è nata proprio all'interno tra i coinquilini stranieri che abitano in questa casa che versa in stato d'abbandono da ormai diversi anni. Una lite scaturita a quanto pare da futili motivi, dalla richiesta di uno zainetto. La vittima, infatti, Anur El Guttaia, doveva restituire uno zainetto che gli era stato prestato dal suo aggressore Sane Touré, 25enne gambiano, che è stato poi arrestato. La lite è nata proprio all'interno del casolare e poi si è spostato in strada quando il 27enne marocchino ha deciso di allontanarsi a piedi con lo zainetto che doveva restituire. Lui si è allontanato a piedi, il suo aggressore invece ha preso una bicicletta e lo ha raggiunto poco lontano, proprio in quel punto dove è avvenuto l'accoltellamento mortale. Un unico fendente alla gola, a quanto pare. E poi il 25enne gambiano si è allontanato, è scappato in bicicletta, mentre il 27enne marocchino, ferito gravemente, ha cercato aiuto dai vicini di casa, ma è collassato a terra ed è morto in pochi minuti per dissanguamento, anche se poi sarà l'autopsia ovviamente a stabilire con certezza le cause del decesso. I carabinieri, che oggi stanno continuando gli accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica del delitto, hanno già sequestrato il coltello da cucina che è stato utilizzato per ferire mortalmente il 27enne marocchino. Il 25enne gambiano invece aveva trovato rifugio, non si sa come, è riuscito ad entrare da una finestra all'interno del centro di accoglienza, l'ex Hotel Terme di Battaglia Terme, un centro di accoglienza che lo aveva ospitato qualche anno fa quando era arrivato qui chiedendo lo status di rifugiato, di richiedente asilo. Si è nascosto sotto un letto, tanto che nessuno dei ragazzi che attualmente sono residenti all'interno del centro di accoglienza si era reso conto della presenza del 25enne gambiano, che è stato però trovato dai carabinieri e arrestato. Però sentiamo anche le testimonianze dei vicini di casa che hanno vissuto e raccontato anche ai carabinieri e anche ai nostri microfoni i momenti che hanno preceduto il litigio che poi ha portato all'omicidio. Abbiamo preso 10 anni fa la casa qui appunto per stare tranquilli, viverci il nostro giardino,
non si può più fare. Ti senti un po' prigioniera alcune volte. A parlare una residente di via Palù Inferiore, la villetta è proprio a fianco all'abitazione dove vivevano la vittima dell'accoltellamento mortale e il suo aggressore. Una vecchia casa circondata da materassi, coperte sporche e immondizia, in mezzo a giardini curati delle altre abitazioni. Una situazione difficile ormai da anni, raccontano i residenti. C'è un via vai che ultimamente non ci piace perché già in primavera siamo accorti di macchine che si fermavano, quindi fai 1+1, non sono di certo persone che hanno voglia di regolarizzarsi, anzi pensi subito a spaccio di droga quando vedi movimenti del genere. Anche ieri sera rumore e urla che hanno portato i vicini di casa a chiamare i carabinieri per l'ennesima volta. Ho sentito, sì, per me c'era stata la musica anche, ma dopo non dico niente, insomma, perché mi dispiace che sia capitato questo. Non è giusto che vadano per le corti, anche perché noi qui siamo un gruppo di persone anziane. Quante persone vivono lì dentro non è chiaro, vanno e vengono, ci raccontano. Il sindaco di Pernumia, dopo aver scoperto questa situazione, ha avviato delle verifiche e chiede ai cittadini di raccontare e far emergere casi come questi. Noi abbiamo bisogno di avere le informazioni da parte dei nostri cittadini. I residenti in loco devono in qualche maniera fornire gli elementi perché noi ci possiamo in qualche maniera difendere da queste situazioni. Quello che è capitato è stato gravissimo e non deve più succedere. Abbiamo appurato che il fabbricato era un fabbricato di civile abitazione dato in locazione ad un soggetto che è residente in comune a Pernumia dal 2016. Se questo soggetto poi in qualche maniera subaffittava senza o col consenso dei proprietari a qualcun altro, questo sarà tutto da verificare. Poco lontano da Pernumia, a Battaglia Terme, c'è invece la struttura di accoglienza per i migranti, dove il 25enne arrestato per il delitto si è rifugiato prima di essere arrestato. Dall'inizio dell'anno in questa struttura sono passati perlomeno 300 persone. Ne ospita una ottantina, però io vorrei capire gli altri 220 che sono transitati. Ora, qualcuno sa dove sono? Sono diventati quegli invisibili che sono nelle città e vagano e poi possono diventare, nel migliore delle ipotesi, delle persone che sono sfruttate da altri oppure vanno a delinquere. Queste le loro parole, una situazione che durava ormai da mesi perché il numero dei residenti all'interno dell'abitazione che vedete alle mie spalle non è chiaro, c'è un continuo andirivieni e cambio di persone, una situazione che appunto, come avete sentito anche dalle parole del sindaco di Pernumia, deve essere denunciata dai residenti e adesso è al vaglio per capire in che modalità queste persone vivevano qui e come avevano subaffittato questa casa. Da Pernumia è tutto, restituisco la linea allo studio. E con la cronaca restiamo nel Padovano perché c'è stato un ennesimo episodio di un anziano rapinato al bancomat, è accaduto a Vigonza. Aveva appena prelevato 100 euro al bancomat di un istituto bancario di Busa di Vigonza. Il pensionato di 90 rapinato da due sconosciuti che gli si sono avvicinati spintonandolo e strappandogli il denaro per poi fuggire. Sotto shock all'uomo non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri, dove ha presentato regolare denuncia. L'episodio accaduto nel pomeriggio di martedì è il terzo in 7 mesi nello stesso sportello bancario. 20 giorni fa la vittima era stata un'anziana di 87 anni che si è vista sottrarre la tessera sempre da una coppia di individui che sono poi riusciti a prelevare 2.000 euro in contanti. Il primo episodio lo scorso febbraio. Identica la tecnica, dopo essersi impossessati del bancomat di un 72enne, due malviventi avevano prelevato 1.500 euro. Ed ancora dal Padovano perché è stato arrestato il responsabile della rapina commessa ai danni di un 14enne. L'episodio è accaduto a Merlara. È stato arrestato dai carabinieri nella sua abitazione di Terrazzo, nel Veronese, il 24enne originario della Polonia ma residente in Italia, che lunedì sera aveva rapinato un 14enne a Merlara. Il ragazzo era stato avvicinato dallo straniero che, sotto la minaccia di un coltello, era riuscito a fuggire con il suo cellulare. Fondamentale l'immediata denuncia da parte del ragazzo che si è rivolto ai carabinieri di Casale di Scodosia. Quando il 24enne si è visto i militari alle porte, ha tentato di fuggire a piedi reagendo con violenza all'arresto. Addosso aveva anche alcuni grammi di cocaina e di hashish.
Il 24enne, accusato di resistenza e violenza pubblico ufficiale, è denunciato a piede libero per rapina. Ed ora andiamo ad Asolo. Come vi dicevamo in apertura, c'è stato l'ennesimo episodio di un'aggressione ai danni di una barista. Si è collegato ora il nostro Federico Fusetti con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Federico, a te. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo ad Asolo, io sono davanti al bar al municipio, che insomma, come dice il nome indica che siamo proprio nel pieno centro. Ecco, grazie Nicoletta che ci mostra il municipio dall'altra parte della strada, e per farvi capire che siamo proprio nel cuore di Asolo, nel pieno centro di questa cittadina, con tanti turisti attorno a noi, ma il bar è chiuso. È chiuso perché? Perché lunedì mattina la titolare, come hai anticipato, è stata aggredita. Una persona, tra l'altro un cliente abituale, è venuto qui, come fa spesso tante mattine, a prendere caffè, poi se n'è andato, poi è tornato, ma è tornato diciamo alterato, e da quello che abbiamo capito, insomma qualche testimonianza che abbiamo raccolto, veramente senza motivo, cioè una motivazione davvero futile legata a un caffè che forse era stato pagato, forse no, ma davvero una cosa irrisoria, e questa persona ha aggredito la signora, la titolare del bar, prima insomma aggredendola verbalmente, poi addirittura insomma spintonandola, quindi mettendole le mani addosso. Veramente un episodio per il quale anche chi era presente è rimasto quasi interdetto, incapace di intervenire, perché sembrava una cosa fuori dalla realtà. La signora sotto shock poi è riuscita a chiamare i carabinieri, che sono arrivati immediatamente, insomma hanno raccolto le testimonianze, cercato di capire meglio cosa è successo. Insomma quello che veramente lascia perplessi è che si ripetano questi episodi, così come era accaduto a Cornuda la scorsa settimana, insomma un episodio simile legato a una commissione bancomat. Il bar è chiuso, la signora è molto provata, ci dicono che insomma è veramente quasi incerta se riaprire, poi speriamo ovviamente che questo accada, e tanta diciamo preoccupazione anche tra gli altri commercianti della zona qui vicino, perché insomma sono preoccupati del fatto che ci possano essere questi episodi così, che nascono dal nulla e che quindi possono diciamo avere conseguenze anche fisiche per i commercianti, in questo caso di Asolo. Raccoglieremo testimonianze, poi insomma nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali, Marta, vi daremo conto ancora meglio di cosa è accaduto. Direi che per il momento è tutto. Qui con Nicoletta Rizzetto vi salutiamo. Grazie a Federico Fusetti da Asolo per la cronaca di questo ennesimo episodio di aggressione nei confronti di una barista per futili motivi, appunto l'avete sentito. La cronaca da Treviso ora ci fornisce una nuova notizia giunta proprio ora in redazione, ed è quella relativa all'ennesimo incidente sul lavoro. Si è verificato questa mattina in un'azienda a Riese Pio X. Un operaio di 37 anni è rimasto schiacciato da un macchinario, ha riportato ferite di media gravità. Subito sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che l'hanno trasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso, appunto con l'elisoccorso, dove l'uomo è stato ricoverato. Naturalmente anche su questa notizia torneremo a fornirvi ulteriori dettagli nel corso del nostro telegiornale. Dobbiamo ora riferirvi di un nuovo episodio di aggressione avvenuto all'interno di un carcere. È accaduto ancora a Padova. È protagonista il detenuto straniero che la scorsa settimana era già stato protagonista di eventi del genere in carcere a Treviso. Per questo da Treviso era stato trasferito appunto a Padova, dove il copione si è ripetuto. Sentiamo. 2 aggressioni nei 2 carceri di Padova ad agenti di polizia penitenziaria. Lo denuncia il SAP per voce del suo segretario Giovanni Vona. 2 i casi appunto. Il primo nella casa circondariale, mentre i detenuti stavano tornando nelle proprie sezioni, uno di loro si è intruffolato in un'altra. Richiamato da un agente, lo ha violentemente aggredito sbattendogli la testa contro il muro. Il poliziotto ha dovuto essere portato al pronto soccorso. Il responsabile di questa violenza è noto per le sue intemperanze ed è stato più volte spostato nelle carceri venete.
La seconda aggressione nella casa di reclusione, quasi fotocopia della prima. Anche qui il detenuto violento è noto per le sue aggressioni. L'uomo ha opposto resistenza, chiudendo il cancello del reparto con l'ispettore di polizia al suo interno. Per cercare di far uscire la gente ne è nata una colluttazione con il detenuto e anche qui gli agenti hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il SAPE, il sindacato di categoria, sottolinea che la situazione nelle carceri è in costante emergenza. Vanno riaperti alcuni penitenziari come l'Asinara e Pianosa per far scontare la pena a quei detenuti che si rendono colpevoli di violenze mentre sono in cella. Propone il sindacato, oltre a espellere i detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane per fargli scontare la loro pena nei paesi d'origine. Andiamo ora a Mestre per tornare a parlare del caso di Lorenzo Nardella, ucciso di botte nell'ascensore di un condominio. Ci sono sviluppi davvero incredibili. Vedo che si è collegata ora la nostra Ilaria Marchiori con i legali dei due cugini macedoni che sono stati arrestati appunto per questo omicidio. A te Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Come anticipato sono qui in compagnia degli avvocati difensori dei cugini Rusu, l'avvocato Giorgio Pietramala e l'avvocato Jacopo Trevisan. Allora è emerso un altro particolare, un altro dettaglio che si può definire fondamentale in quella che è l'indagine di questo omicidio avvenuto la notte del 9 agosto in questo condominio di Rampa Cavalcavia a Mestre, in cui è stato ucciso, ha perso la vita Lorenzo Nardelli. Ebbene, la versione che i due cugini avevano fornito dall'inizio sarebbe stata confermata, ovvero loro avevano davvero scambiato Lorenzo per un ladro. Lo conferma, avvocato Pietramala, come è andata? Ma assolutamente sì, si può parlare soltanto di una fatalità tragica. Hanno confermato le indagini la versione iniziale dei nostri clienti. Loro hanno detto subito che si erano trovati di fronte a una persona sconosciuta, totalmente sconosciuta, con la quale non avevano mai intrattenuto nessun tipo di rapporto e l'avevano scambiato per un ladro. Ora, alla luce di queste nuove indagini fatte dalla squadra mobile, bisognerà accertare cosa è successo al momento in cui il povero ragazzo si sarà reso conto che quello non era l'appartamento della donna con la quale aveva l'appuntamento, e i due cugini si sono resi conto che questo qui evidentemente era un malintenzionato. Quindi bisognerà vedere cosa è successo in quel momento, chi ha agito per primo, che cosa è scaturito e quindi i comportamenti che ci sono stati da entrambe le parti. Quello che si può dire però è che la fatalità è talmente tragica che lascia veramente sconcertati. Infatti, perché ribadiamo il fatto che Lorenzo quella sera doveva andare a casa di una donna, di una prostituta, e aveva appunto sbagliato porta, sbagliato scala, quindi anche porta, aveva trovato quella dei due cugini socchiusa, quindi è entrato, poi lì sarà da capire cosa è successo. Fatto sta che questo cambia non di poco lo scenario, avvocato Trevisan. Certo che sì, cambia soprattutto la qualificazione giuridica del fatto. Non ci troviamo più di fronte ad un omicidio volontario, un omicidio doloso, ma ci troviamo di fronte a un'ipotesi di legittima difesa, eccessiva, ma una legittima difesa. Cioè, la violenza posta in essere nei confronti del Nardelli da parte dei nostri assistiti è legittimata dal fatto che il Nardelli sia introdotto abusivamente in casa loro, quindi questo ci cambia non poco le cose. Ecco, rimane il fatto che anche si trattasse di eccesso di legittima difesa, comunque c'è stata molta violenza, perché Lorenzo ha perso la vita. Questo sicuramente sì. Bisognerà vedere all'esito dell'autopsia, dell'esame autoptico, che non è ancora stato depositato nella sua interezza, quale sia effettivamente la causa della morte. Perché è stato accertato
che l'ascensore si era bloccato, non era complanare rispetto al pianerottolo, il piano dell'ascensore non era complanare rispetto al pianerottolo, si è creato un gradino, c'erano le porte che sono bloccate, bisogna capire se la morte è venuta per contusione con i gradini o con le porte e quant'altro, oppure se è stata cagionata dalla forza. Questo lo accerterà l'autopsia e sulla base di quello vedremo. Lei poco fa, mentre parlavamo prima di collegarci, l'ha definito una sorta di problema anche sociale. Certo che sì, perché anche la questione sociale va soppesata. Ci troviamo in un condominio, in una zona particolare di Mestre, molto problematica, in cui quotidianamente le persone, i cittadini si sentono in pericolo. Allora, se questo pericolo possa aver acuito le reazioni, voi dell'uno o voi dell'altro, questo lo valuteremo, però va tenuto presente. Avvocato Pietramala, quale sarà dunque ora la vostra linea di difesa? Su che cosa punterete? Ma allora, la nostra linea di difesa la svilupperemo al Tribunale d'esame all'udienza che è fissata l'8 settembre. Ora stiamo studiando attentamente le carte. È chiaro che questo cambia leggermente l'impostazione, perché io ritengo che a questo punto non si possa più parlare di omicidio volontario, non c'era nessuna volontà da parte dei nostri assistiti di uccidere il povero ragazzo. Tutto sommato probabilmente hanno trasceso sicuramente le loro intenzioni. Vedremo quale sarà la qualificazione che porrà il pubblico ministero e noi ne proporremo una ai giudici del riesame. Chiaramente il fatto che sia stato accertato che questo povero ragazzo era entrato per errore in casa di questi due cugini, i quali l'hanno sicuramente ritenuto un ladro, perché è chiaro che uno che si trova una persona sconosciuta alle 11 di notte in casa non può che pensare a un ladro o un malintenzionato, cambia la prospettiva giuridica di tutto il fatto, quindi bisognerà vedere cosa succederà poi ulteriormente e quali saranno le determinazioni dell'accusa. Ecco, un'ultima domanda. Quando Nardelli e i due cugini si sono incrociati, sono scontrati, si sono detti qualcosa? Ma questo è difficile capirlo e saperlo, perché i nostri clienti hanno detto che non hanno detto assolutamente niente, ma poniamoci in questa ipotesi di tragica fatalità. Il Nardelli entra in una casa pensando di trovare una compagnia femminile e si trova due ragazzi malintenzionati. Malintenzionati perché? Perché loro a loro volta pensano che lui sia un ladro. Quindi lì si tratterà di verificare attentamente quali sono state le reazioni dell'uno e dell'altro e quali sono stati i tempi dell'uno e dell'altro. Ecco, avete sentito, dunque si continua su questa linea di difesa, l'indagine ovviamente prosegue, io ho contattato anche l'avvocato Livieri, l'avvocato della famiglia Nardelli, che però al momento non rilascia alcuna dichiarazione, si è riservato di leggere con attenzione gli atti, dopodiché probabilmente nei prossimi giorni avremo anche le sue dichiarazioni in merito a questa vicenda. Io ringrazio gli avvocati Giorgio Pietramala e Jacopo Trevisan. Qui da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e ai suoi ospiti. Ora il caso della morte di Leonardo Baido, agente della squadra mobile di Padova. Andrà a giudizio l'uomo che sui social ne aveva insultato la memoria. A far partire l'indagine era stato il sindacato di polizia FSP, che aveva dato mandato al legale perché procedesse penalmente contro chi su Facebook aveva inneggiato alla morte del poliziotto infangandone la memoria. Era il 5 marzo 2022 quando Leonardo Baido, 41 anni, agente in servizio alla squadra mobile della questura di Padova, muore dopo essere uscito di strada lungo la tangenziale che collega Avanos e il Vazzano Dentro. Sui social, al dolore di colleghi e amici, si erano aggiunti gli spregevoli post di un cittadino straniero più volte arrestato e incarcerato che inneggiava alla morte del poliziotto. Dopo un anno di indagini, la procura di Padova ha disposto per l'uomo il rinvio a giudizio per diffamazione aggravata a mezzo stampa. Il processo è stato fissato per il prossimo 14 febbraio.
Parliamo ora di accoglienza dei migranti, un tema sempre più scottante alla luce dei continui arrivi e continui sbarchi nel nostro paese. C'è stata una scarsa adesione al bando indetto dalla prefettura di Treviso per individuare posti per l'accoglienza. Hanno risposto soltanto 2 associazioni offrendo una disponibilità di una ventina di posti. Sentiamo. Solo 2 associazioni hanno risposto al bando della prefettura di Treviso per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Si cercavano 450 posti, 50 di quali per i minori non accompagnati. Ne sono stati trovati invece una ventina. L'associazione Hilal di Abdallah Kerzai ha individuato alcuni appartamenti già utilizzati in passato, ma ovviamente non bastano. Noi per il nostro piccolo cerchiamo di dare delle risposte, ovviamente con grandi difficoltà. Noi per il momento abbiamo trovato una soluzione per una quindicina di persone. Per Hilal anche un'industria poteva fare un investimento e i comuni fare qualcosa in più. Purtroppo non c'è un entusiasmo imprenditoriale su questo campo. Poteva essere anche un'industria di mettere qualche quattrini per qualche appartamento, perché queste persone quando arrivano vanno a lavorare. Intanto però in Veneto gli arrivi continuano a ritmi che i sindaci ma anche il presidente della regione giudicano insostenibili. Io spero che la vera soluzione sia che si ponga fine a questo arrivo e si aiutino veramente i profughi veri, cioè coloro che scappano veramente dalla morte e dalla fame, che sono solo 10-11% del totale. La misura è colma. E io non do colpe a nessuno perché so che questa è una congiuntura internazionale, però è pur vero che l'Europa non può girarsi dall'altra parte o pensare a risolvere i problemi con qualche summit e qualche sorriso. Il 12% della popolazione veneta è fatta di immigrati che hanno scelto per la loro vita questa regione. Ciò significa però che solo il 12% ha diritto a rimanere in Italia. Noi siamo preoccupati perché oggi i dati sono dati di insostenibilità. Ne stiamo ospitando circa 9.000 in questo momento. E siamo davanti a una situazione che rischia di diventare inquietante, visto e considerato che non ci sono più spazi. La posizione della regione è quella di evitare tendopoli o mega assembramenti e di ottenere dall'Europa un sostegno concreto a un problema che non è solo italiano. Con l'estate ormai alle spalle, le aziende riaprono con 1000 incertezze, viviamo giorno per giorno affrontando man mano le difficoltà, spiega il numero 1 degli industriali del Veneto, Enrico Carraro. Un autunno difficile, non particolarmente grave, ecco. Ci sono segnali anche contrastanti, lo dovremo vivere così un po' alla giornata. Un autunno di luce e ombre, perché se nel post pandemia si è vissuto un rimbalzo inatteso con le aziende che si sono rinforzate e dopo un secondo trimestre 2023 con una lenta crescita, i segnali prospettano una crisi non certo impattante comunque come quella vissuta nel 2009. Abbiamo dei problemi con l'export, l'industria germanica, l'industria tedesca così sta segnando il passo. E ci sono altri settori che stanno andando molto bene. In questo momento la vera preoccupazione degli imprenditori è legata ai tassi di interesse che rischiano di bloccare la crescita delle aziende. Sono fermi gli investimenti. Oggi non investire in questo momento nella nostra regione a fronte di transizione energetica, transizione green, ci può veramente trattenere al palo. È da alcuni mesi che molte aziende sono ferme, che stanno aspettando, che ci sono annunci che che non si saprà mai se la BCE applicherà nuovi tassi. Perché è molto costoso oggi investire. Imprenditori alle prese con la continua ricerca di personale e qui una risposta potrebbe arrivare dalla gestione dei flussi migratori, tema tornato al centro del dibattito in questa nuova estate di sbarchi. È imbarazzante parlare di emergenza, va avanti, spiega il numero 1 degli industriali veneti, da un decennio forse qualcosa in più lo si poteva fare. Noi abbiamo bisogno di manodopera, abbiamo bisogno di lavoratori, abbiamo
avevamo bisogno anche di trattenere, perché sappiate che alcuni di questi considerano l'Italia proprio come luogo di transito. Nel giorno stesso che questi qui arrivano, io il giorno dopo gli insegnerei a fare qualche cosa, perché avevamo bisogno degli autisti, avevamo bisogno degli artigiani, avevamo bisogno di tanti lavoratori. Un'ultima considerazione, Presidente Carraro, la dedica all'autonomia. Anche noi imprenditori avevamo visto nell'autonomia sicuramente un rafforzamento dell'economia nella nostra regione. Mi sembra che ci sia qualcuno a Roma che stia lavorando per bloccare, per raffreddare. Non lo vedo più sull'agenda neanche della politica del Veneto, l'autonomia, perché c'è qualcuno che ne parla, però così non è più nei titoli. A Treviso, ora, dove sono in arrivo altri 3 milioni di euro dal governo per i cantieri del PNRR, l'aumento dei costi infatti rischiava di bloccare le opere più importanti per la città. Più di 3 milioni di euro in arrivo nelle casse di Cassugana, una notevole boccata d'ossigeno per i cantieri del PNRR che così potranno ripartire a pieno regime. 3 milioni e 90 mila euro che serviranno a compensare l'aumento dei costi dei materiali, altrimenti diventati insostenibili. Abbiamo questi 3 milioni in più legati allo stanziamento di 20 milioni della rigenerazione urbana. Certamente è una boccata di ossigeno importante che ci consente di guardare al futuro di quei cantieri con maggiore serenità, soprattutto da un punto di vista dei costi. I cantieri sono quelli della rigenerazione urbana, caserma Salsa, le mura, il raddoppio della biblioteca, l'ex macello. Per tutti questi cantieri siamo ormai in fase di gara e tra settembre e ottobre cominceranno i cantieri, addirittura invece l'ex macello è già cantiere. Oggi il passaggio ufficiale in giunta, arrivata la notizia del finanziamento, questi soldi andavano incamerati e quindi inseriti nel bilancio del comune. Tecnicamente oggi abbiamo comunicato in modo ufficiale l'arrivo di questi soldi, quindi ha portato una variazione da un punto di vista bilancistico in entrata anziché in uscita. C'è tempo fino a primavera 2026 per la rendicontazione, a settembre l'inizio dei lavori e poi tempi stretti ma sufficienti per completare le opere. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, ci rivediamo tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Anche oggi sono continuate sulla nostra regione, seppur con minore intensità, le precipitazioni, coda della ondata di maltempo che si è appunto abbattuta anche sul Veneto, e dopo le frane che ci sono state in montagna ieri, il maltempo si è abbattuto sul litorale, dove in queste ore si sta lavorando per ripristinare naturalmente tutto ciò che è stato danneggiato dalla mareggiata e da una tromba d'aria che ha devastato uno stabilimento balneare. Vediamo. Tromba d'aria e mareggiata sulle nostre spiagge con il mare inferocito che ha rosicchiato sedie, ombrelloni, lettini e pure tutto l'arenile. In 6 secondi a Jesolo il mare ha divorato un intero arenile, 6 secondi di puro terrore. Stesso copione a Caorle e Punta Sabbioni, dove la forte pioggia ha provocato pure un blackout, gettando nel panico turisti, operatori e residenti. Nel San Donatese è caduti oltre 40 mm di pioggia. Drammatico il bilancio per il turismo con la conta dei danni. Siamo stati in visita questa mattina insieme all'assessore al demanio Alberto Maschio per verificare i primi danni di questi eventi di mareggiate che purtroppo spesso durante l'ultima settimana di agosto succedono. Siamo confrontati con gli operatori, ovviamente i danni sono circoscritti in una parte del territorio, la zona della Pineta, che purtroppo storicamente è interessata dal problema. I danni sono sicuramente ingenti, ma in ogni caso la stagione è salva e verrà conclusa senza particolari problemi. Gli operatori sono già al lavoro per il ripristino. Il più colpito è stato lo stabilimento balneare Riviera Levante. Questa notte verso le 3 c'è stata una tromba d'aria improvvisa, questione di
6 o 7 secondi un vortice che ha travolto un fronte di 80 metri, distruggendo praticamente tutto. In questo momento stiamo ricostruendo quello che possiamo recuperare, lo recuperiamo, un 120 ombrelloni, insomma, sono volati via e li stiamo cercando in mezzo alla pineta, anche per toglierli, perché sono tutti distrutti. Ha spezzato in due dei lettini di velto ombrelloni che pesano quasi 3 quintali. Federconsorzi Arenili e Comune sono decisi nel trovare una soluzione che risolva definitivamente il problema. Dovremo vedere quali saranno le cause, perché ogni volta che c'è una piccola mareggiata in questa parte si crea appunto questo disagio. Nella giornata di oggi avremo un incontro con Federconsorzi per la programmazione degli interventi di ripascimento per il prossimo inverno. Contemporaneamente stiamo lavorando, grazie anche alla procedura di istanze per le concessioni demaniali ex legge 33, a raccogliere una somma che indicativamente si aggirerà sui 10 milioni di euro per pianificare insieme con la Regione del Veneto degli interventi strutturali per mettere in sicurezza quella parte del litorale. Non più solo la costa, ora il granchio blu è stato avvistato anche nei canali dell'entroterra. Ritorniamo a Pernumia nel Padovano, dove ci colleghiamo con il nostro Francesco Ratai. Buongiorno. Sì, buongiorno da Pernumia. Siamo insieme al signor Stefano Masola, che sabato scorso ha fatto una scoperta lungo questo canale molto particolare. Il signor Stefano è un pescatore amatoriale, come ce n'è molti nei nostri territori, e ha scoperto e ha pescato anzi il famoso granchio blu che state vedendo in questa foto che stiamo trasmettendo. Signor Stefano, è arrivato fino qui, qua siamo dove siamo? A 50 km? Qua siamo a circa 50 km dal mare, dalla laguna di Venezia, e a quanto sembra, dopo questo post che io ho fatto su Facebook con la foto del granchio, sembra che si sia diffuso non solo qua ma anche in altri corsi d'acqua qua della zona. Mi hanno scritto un sacco di persone e si è smosso un po', diciamo, l'attenzione su questa cosa. Ecco, io volevo fare un appello perché qualcuno si dedicasse a questo problema in maniera approfondita e capire un attimo fino a che punto siamo arrivati con questo granchio blu appunto in acqua dolce, e specialmente in questi corsi d'acqua che sono corsi d'acqua che vengono utilizzati nelle campagne per l'irrigazione, e sono pieni poi di altri corsi d'acqua più piccoli che fanno da affluente, insomma, ecco. Ecco, il tema appunto è quello, questo è un corso d'acqua secondario, un corso che viene utilizzato appunto anche per l'agricoltura. Lei ci diceva, dopo la segnalazione che ha fatto su internet, in molti addirittura l'hanno contattata da Mantova. Sì, da Mantova, a quanto sembra anche ad Ostiglia, nel Po e diciamo in altri corsi d'acqua periferici al Po è stato pescato anche lì, è stato pescato, e continua a scrivermi tanta gente su appunto segnalazioni di sto granchio blu. Ecco, quindi la situazione diventa anche preoccupante, non più solo nel Mar Mediterraneo, nel Mar Adriatico, dove è stato sollevato il tema, ma anche appunto nei canali interni, ripetiamo, qua siamo a 50 km dal mare, quindi un percorso notevole per questo animale. Lei com'è che l'ha pescato? È venuto verso di lei? Cosa è successo? No, semplicemente con la canna, l'amo, si è attaccato al verme e con la chela l'ho sollevato dall'acqua. E poi logicamente non l'ho ributtato vivo, l'ho ucciso, insomma, ecco. Quindi una
solitamente questi granchi abboccano con esche più importanti. Sì, Il fatto che anche solo con un amo Esatto. fa sospettare che ce ne siano parecchi sotto quest'acqua. Esatto, perché anche in laguna chi si dedica alla pesca di questo granchio blu lo fa non con l'amo, ma diciamo tra virgolette con un filo è attaccato a della carne, solitamente di pollo, senza amo addirittura, perché si attacca alla carne, diciamo, ecco. E quindi il sospetto è che dentro queste acque siano in molti. Un appello quindi agli enti preposti al controllo delle acque interne della pianura, bisogna agire, bisogna fare dei controlli. Sì, ma non solo, anche ad altri pescatori amatoriali io proporrei di fare un gruppo e vedere come si può combattere questo problema, magari monitorando e segnalando, visti i vari social, la cosa, ecco. Poi magari se chi di competenza potesse dare una mano in senso professionistico, non so, un biologo o qualcosa, per studiare in modo scientifico la cosa, sarebbe ancora più importante, ecco. Ecco, ringraziamo il signor Stefano per la sua testimonianza. Questo è un tema di cui sicuramente continueremo a parlare anche in pianura, dove difficilmente pensavamo potesse arrivare il granchio blu. Da Pernumia è tutto, restituisco la linea allo studio. Ecco, da Pernumia, allora, in attesa di collegarci con il nostro Lorenzo Maier che si trova alla mostra del cinema, saliamo sulla Marmolada. Sulla Marmolada c'è appena arrivato un servizio realizzato dalla nostra redazione di Padova relativamente a un'indagine che è stata condotta sul ghiacciaio della Marmolada da parte dell'Università di Padova, e i dati purtroppo sullo scioglimento del ghiacciaio sono allarmanti. Sentiamo. Il ghiacciaio è veramente in una situazione drammatica. Oltre all'assottigliamento generalizzato delle fronti abbiamo anche dei ritiri importanti, in alcuni punti anche di 80 metri rispetto all'anno scorso. La superficie del ghiacciaio della Marmolada continua a ridursi a ritmo accelerato. È stata calcolata in 112 ettari nel 2022 e scenderà nei prossimi anni al di sotto del chilometro quadrato, la metà della superficie presente nel 2000 e meno di un quarto rispetto al 1900. Il dato emerge dalle misurazioni annuali condotte da geografi e glaciologi dell'Università di Padova in collaborazione con il Comitato Glaciologico Italiano e ARPAV. Da quest'anno e forse del prossimo avrà una superficie inferiore al chilometro quadrato, quindi 100 ettari, e quindi con una ritirata media negli ultimi anni di oltre 5 ettari l'anno, quindi un ghiacciaio che è destinato evidentemente a scomparire veramente nell'arco di pochissimi anni. Il gruppo di studio ha spiegato come la condizione dei ghiacciai nell'arco alpino sia in forte fusione. Dopo le deboli nevicate della stagione invernale, per cui poca neve che hanno ricoperto gli apparati glaciari, abbiamo ancora delle elevate temperature estive, e in questo agosto, oltre che uno zero termico molto elevato, ci troviamo di fronte a una serie di giornate, 10-12 giornate con temperature molto calde, diciamo dal punto di vista scientifico oltre il 90° percentile. Dalle rilevazioni di ARPAV e università emergono indicazioni chiare anche per l'industria del turismo legata allo sci. I giorni neve stanno diminuendo, cioè quando si può fare neve artificiale, ci sta dicendo che la copertura del manto nevoso si sta riducendo in giorni, e ci sta dicendo che il livello di neve sicura, cioè di quando è sciabile un'area, si sta alzando di quota. Queste tre informazioni da un punto di vista aziendale dell'industria dello sci chiamano una decisione da prendere. Attualmente si sta in questi giorni proprio discutendo se attivare anche in Italia la pratica dello snow farming, e cioè quella di preservare la neve che rimane in primavera opportunamente coperta e isolata termicamente, per farla giungere all'inizio della stagione successiva.
Ed ora ci colleghiamo con il nostro Lorenzo Maier al Lido di Venezia per seguire l'80ª edizione della Mostra del Cinema. Questa sera ci sarà appunto l'apertura del festival. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Marta, a te e ai nostri telespettatori. Ecco, allora, come ci si sta preparando all'apertura di questa edizione? C'è ovviamente molta attesa, già oggi comunque fervono i preparativi, non tanto nella cittadella del cinema che da settimane si stanno completando gli allestimenti. Questa sera per le 18:30, 19 al massimo deve essere tutto pronto, ma già ieri con la madrina, oggi per esempio con il Leone d'Oro Liliana Cavani che si è intrattenuta anche con noi, avremo una nostra intervista per il TG di questa sera. Sono già arrivati, sono già in piena opera attori, registi, tutti i big di questa mostra del cinema. Chiaramente l'attesa un po' di questi minuti è capire come sarà il tempo questa sera, nel senso che è un aspetto fondamentale il meteo per un po' così cercare di capire come si svolgerà il red carpet. Nel caso di pioggia sarà tutto all'interno e quindi questo sarebbe un po' un dispiacere, ecco, per i fan che solitamente si accalcano lungo le strade, che già questa mattina erano in postazione con i loro ombrelli per cercare la migliore posizione per assistere al passaggio dei divi. Il tempo comunque è dato in miglioramento e per cui indicativamente il red carpet dovrebbe svolgersi partendo dall'esterno e poi arrivando dentro il palazzo senza problemi, senza modifiche. Ovviamente la madrina del festival avrà il compito di aprire questa edizione e ha già anticipato che nel suo discorso ci saranno 3 aspetti fondamentali. Da una parte il messaggio di solidarietà per tutti i divi di Hollywood e le maestranze che sono in sciopero contro l'intelligenza artificiale. Marina Morino ha detto che l'intelligenza artificiale non va applicata a nessun tipo di arte. Poi c'è ovviamente l'80° compleanno della mostra del cinema, 80ª edizione, l'anno scorso i 90 anni perché il festival è iniziato nel 1932, ci sono state delle interruzioni ovviamente durante la guerra e quindi siamo all'80ª edizione, e poi un messaggio per tutto il mondo del cinema. 6 film italiani in concorso, il primo film in concorso è proprio un film italiano che aprirà il festival con l'attesissimo Favino e Edoardo De Angelis con Il Comandante, quindi ci sono tutti gli ingredienti per una grande edizione di questo festival. Il ministro San Giuliano è arrivato, come abbiamo fatto vedere anche ieri, già ha partecipato a diverse iniziative, quindi ancora poche ore e poi parleranno i film. Grazie. Allora Lorenzo, stavamo intanto vedendo le immagini del trailer del film di Liliana Cavani che appunto questa sera verrà premiata con il Leone d'Oro alla carriera. Intanto appunto lo diceva il nostro Lorenzo Mai, è arrivata ieri la madrina del festival, Caterina Murino, l'abbiamo intervistata, sentiamo. Marina, ben arrivata a Venezia, com'è stato questo arrivo? È stato bagnato sicuramente, quindi arrivo bagnato, arrivo fortunato e speriamo appunto di portare fortuna a questa 80ª mostra d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. È un grande onore per me essere qui e soprattutto un anno così importante. Quando vi è stato comunicato, così proposto di fare da madrina al festival, cosa ha pensato? Non me lo sarei mai aspettata, sinceramente sapevo di essere nella rosa, però avrei immaginato giustamente un'attrice emergente, un'attrice giovane che porta sulle sue spalle il futuro del cinema italiano, e quindi non me lo sarei mai aspettata. È stato veramente un grande regalo e spero veramente di non deludere Alberto Barbera domani sera. Non è una rinascita, ma è sicuramente una conferma che il cinema italiano è veramente importante e si vede appunto anche nella mostra internazionale qui a Venezia. Venezia per me è veramente un luogo che
che ahimè conosco molto poco da turista, però tante volte qui per lavoro, quindi mi auguro che porti ancora più lavoro e ritornare spesso a lavorare a Venezia. Io non sono contro il turismo, al contrario, però credo che si possa fare un turismo intelligente affinché la bellezza di Venezia non venga distrutta, ma allo stesso tempo i commercianti, i ristoranti, gli alberghi possono vivere. Quindi credo che in tutto, usando l'intelligenza, si possa fare qualsiasi cosa. Un abbraccio agli spettatori di Antenna 3 e vi aspetto qui alla Mostra di Venezia. Ed ora sentiamo le parole del ministro Gennaro Sangiuliano. Il cinema italiano, come dire, è la proiezione del nostro immaginario, storicamente ha avuto sempre una grande vitalità. Adesso, dopo che ci sono stati degli anni di appannamento, io credo che il cinema italiano stia vivendo un nuovo momento felice attraverso grandi registi che ci sono e che sono di grande consistenza. Il ministro dei beni culturali Gennaro Sangiuliano è già arrivato al Lido per la preapertura della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Questa mattina ha presenziato, insieme al sindaco Brugnaro, agli assessori Zaccariotto, Zuini e Venturini, alla presentazione della nuova sala d'arte all'interno dell'ex Casino, spazio che servirà per la mostra ma anche per tutta l'attività congressuale del Lido. Sangiuliano ha speso parole importanti per tutti coloro che lavorano nel mondo del cinema. Tante categorie che però sono dimenticate, che sono sotto i palchi e non sono sulle luci del palco, ma sono sotto i palchi, ma che sono importantissime perché sono loro che poi rendono possibile. Il cinema è fatto anche di chi trasporta le luci, di chi trasporta i cavi, di chi monta i palchi, di chi sposta le scenografie e quindi di chi fa il guardarobiere o la guardarobiera, cioè tutte queste persone concorrono al mondo della cultura, del teatro e del cinema e quindi ci siamo voluti occupare di loro. Il ministro, accompagnato nel suo tour in Laguna dal senatore veneziano Speranzon, ha poi assicurato di essere al lavoro per la salvaguardia di Venezia dopo i ripetuti allarmi dell'UNESCO, ma di non voler al momento dare anticipazioni. Sarà una grande mostra, abbiamo l'onore di avere il Ministro della Cultura che ci ha aiutato, ci sta aiutando per grandi lavori qua a Venezia. Qui il Comune ha ricomprato prima di tutto dal Casino tutto il palazzo. Con un investimento di più di 30 milioni è tornato nella proprietà del Palazzo del Cinema del Comune e poi abbiamo messo altri 35 milioni per ristrutturarlo e nel prossimo anno ancora sarà finito tutto. Comunque venite a vederlo perché è bellissimo. E questa mostra come se l'aspetta? Me l'aspetto bella, mi spiace che non manchino alcuni attori protagonisti che sono americani per lo sciopero degli attori americani, però abbiamo un sacco di bei film, c'è tantissima bella gente, poi contemporaneamente ci sarà la sfilata di Armani che adesso andremo a vedere volentieri perché insomma, ha accettato il mio invito all'Arsenale a venire, gli daremo anche un premio speciale della città a Giorgio Armani. Una dimostrazione dell'attenzione che c'è da parte di questo governo attraverso il suo ministro della cultura nei confronti di questa città che è sicuramente riconosciuta come un'eccellenza dal punto di vista della cultura, non solo della cultura che può esporre grazie alle testimonianze del passato dal punto di vista architettonico, artistico, culturale, ma anche grazie alle produzioni culturali. Andiamo ora a Vicenza per tornare a parlare della dismissione del depuratore di Sant'Agostino. Ieri sera il primo incontro pubblico tra amministrazione comunale e residenti tormentati da anni da odori nauseabondi. Ospiti principali i vertici di Viacqua, la società che gestisce l'impianto. Che cosa è emerso? Dunque ce lo spiega Daniele Garbin che vedo ora già collegato assieme al presidente Giuseppe Castamanna. Te Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie della linea. Siamo a Vicenza, siamo a Sant'Agostino, alle mie spalle il depuratore della zona, con me il presidente di Viacqua Giuseppe Castamanna. Sì, buongiorno a tutti. Ecco, siamo qui a parlare della dismissione di questo impianto e che sarà però nel prossimo futuro, ce ne parlerà il Presidente, soprattutto alla luce dell'incontro che è già avvenuto ieri sera con i cittadini, insomma un incontro molto atteso, la prima volta viene fatto proprio questo incontro con l'amministrazione comunale perché ci si lamenta soprattutto degli odori che questo impianto provoca e in questi sono decenni insomma, che sta ossessionando e comunque dando fastidio ai cittadini che hanno chiesto interventi che non sono mai stati fatti. Ieri sera un primo incontro, com'è andata Presidente? Beh, è andata come tutte le assemblee che nascono da un problema. Sicuramente
qualcuno è uscito deluso, qualcun altro diciamo con un po' più di ottimismo, perché abbiamo detto le cose come stanno. E stanno che questo impianto dovrà durare 10 anni ancora, perché sono i tempi di realizzazione di Casale, ma nel frattempo noi faremo tutti gli interventi migliorativi per cercare di diminuire il forte impatto diciamo, ambientale delle emissioni d'origine. Ecco, voi avete fatto un impianto, un provvedimento sperimentale, no? Avete iniziato con una copertura da quando lei si è insediato 2 anni fa, sì. Di che tipo, che cos'è? Allora, il primo esempio è proprio qui, dietro alle mie spalle abbiamo una copertura mobile, è entrata in funzione a giugno e già i primi rilievi hanno fatto sì diciamo, che l'impatto di questa vasca sia al di sotto della metà di prima, quindi questa copertura la estenderemo a tutte le vasche possibili insomma. Poi voglio ricordare che come Consiglio di amministrazione nel settembre 2022 abbiamo fatto un importante stanziamento di 2 milioni di euro per cercare diciamo, di accompagnare alla fine diciamo, della vita questo impianto nel migliore dei modi, perché è un impianto che ha quasi 50 anni e quindi ha necessità anche di lavori di manutenzione straordinaria che servono anche per ridurre l'impatto d'origine. Allora, per quanto riguarda invece Casale, quello che sarà poi l'impianto definitivo che questo andrà a accorpare, che tempi sono? Casale, noi abbiamo già ricevuto un'offerta dopo il bando di gara, la commissione si è insediata, speriamo diciamo, in tempi di qualche mese di affidare diciamo, l'appalto, i tempi sono, è inutile nasconderci, 10 anni, è uno dei più grandi impianti di depurazione civile della nostra provincia, servirà a quasi 300.000 abitanti equivalenti e verrà dismesso l'impianto di Sant'Agostino, questo diventerà solamente una centrale di sollevamento, ma verranno chiusi altri impianti, è una grande opera, come tutte le grandi opere hanno necessità purtroppo di tempi burocratici, di tempi di cantiere abbastanza lunghi. Ecco, per riassumere possiamo dire una buona e una cattiva notizia per i cittadini. Da una parte c'è questa notizia di 10 anni per riuscire a chiudere definitivamente l'impianto, dall'altra però gli odori dovrebbero essere ridotti della metà, quindi c'è anche una forma di monitoraggio che farete e vi impegnate a ridurre, qual è? Allora, la forma di monitoraggio è dire di un stretto dialogo con l'amministrazione comunale di Vicenza, ma anche col comitato, per vedere l'andamento delle opere, i nostri investimenti e quello che verrà realizzato. È un'informazione puntuale di come stanno le cose. Questo è l'impegno che ci diamo. È un impegno non solamente finanziario, societario, ma anche un impegno di tutti noi, anche sapendo di un disagio di un impianto di depurazione all'interno di una zona residenziale. Ecco, e con questo allora ringraziamo il Presidente. Grazie a voi invece. E restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin per questo collegamento da Vicenza. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, primo approfondimento anche del nostro notiziario. Vedo che abbiamo già in collegamento il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, che ringrazio per essere con noi. Tra pochissimo, buongiorno sindaco intanto, grazie. Tra pochissimo si dovrebbe collegare anche Roberta Nesto, sindaca di Cavallino Tre Porti, in attesa allora che arrivi la sua collega di Cavallino per parlare della Via del Mare, perché è un tema senz'altro di grande attualità e molto dibattuto. Approfitto, sindaco De Zotti, per farle una domanda sulla situazione attuale relativa al maltempo. Abbiamo visto che c'è stato insomma parecchio maltempo, la mareggiata, poi una tromba d'aria. Questa mattina è caduto anche un altro albero a Jesolo. Com'è la situazione, le ultime su questo? Al di là di singoli episodi che ovviamente destano interesse e anche un po' di spavento, comunque la situazione è tutto sommato tranquilla, sotto controllo. Purtroppo siamo abituati storicamente che verso la fine di agosto si verificano delle mareggiate, quindi anche quest'anno purtroppo non c'è stata eccezione. Abbiamo quindi una parte della spiaggia, che è quella della Pineta, che è storicamente interessata dal problema dell'erosione, che ha appunto visto perdere almeno 10.000 metri cubi di sabbia. Ovviamente ciò non comporta che la spiaggia non sia comunque fruibile, quindi gli operatori hanno prontamente e stanno lavorando in queste ore per
ripristinare le file di ombrelloni che erano state in via Prudenziale tolte perché il mare non potesse avere materiale, ma diciamo gli stabilimenti balneari sono comunque operativi e finiremo la stagione senza nessun problema particolare. C'è stato, vedevo le immagini adesso che sono state trasmesse, questo episodio singolare e grave, ovvero di questa tromba d'aria che ha interessato un tratto veramente molto stretto di arenile, parliamo di 80 metri all'altezza dello stabilimento Riviera di Levante. C'è stata questa tromba d'aria che appunto in questi 80 metri ha sostanzialmente devastato tutto quello che ha trovato. Episodio abbastanza singolare perché tutto il resto degli stabilimenti confinanti sia ad est che ad ovest non hanno assolutamente avuto nessun episodio simile, ecco. Ovviamente con l'imprenditore, con lo stabilimento Riviera di Levante ci siamo già attivati, abbiamo chiesto l'attivazione dello stato di crisi alla regione, ovviamente documentato. Confidiamo che lo stato d'emergenza appunto possa essere conclamato e ci possano essere anche dei fondi che possono rifondere, oltre che i danni pubblici, anche quelli dei privati. Per fortuna, insomma, è stata una cosa molto, molto localizzata. Sindaco, le temperature, diciamo, non sono proprio estive in queste ultime ore, anzi più quasi autunnali. Le previsioni però dicono che, insomma, da domani dovrebbe ritornare il sole, anche le temperature si alzeranno e peraltro, insomma, saranno sicuramente più gradevoli di quelle della settimana scorsa, davvero bollente. Quindi, insomma, si confida in un settembre che possa in qualche modo magari anche come dire, risollevare le aspettative deluse a causa proprio del maltempo del mese di maggio. Beh sì, allora a me piace guardare il lato positivo, quindi prendiamo questi 2 o 3 giorni di maltempo e di temperature abbassate come un momento di pausa anche per i nostri lavoratori, per chi si è impegnato tanto e viene da 3 settimane invece di temperature torride, per affrontare questa fine di stagione in maniera più diciamo rilassata, ecco. Vediamola così. Ovviamente dispiace perché sono 3 giorni nel mese di agosto che ovviamente rovinano un po' le ferie ai nostri ospiti, però appunto, come si diceva, il tempo tornerà già da questa seconda parte di giornata assolutamente positivo, tornerà il caldo, tornerà il sole. Questa settimana tra l'altro si concluderà con l'evento più importante che fa Jesolo durante l'anno, e quindi Jesolo Air Show alla 25esima edizione. Quindi questo sabato alle ore 15:30 ci sarà lo spettacolo delle Frecce Tricolori e di tutti gli altri pattuglie e assetti che abbiamo. Il tempo è previsto buono, per cui insomma dovremo essere tranquilli su questo fronte. Assolutamente sì, ecco. E dopo comunque, se posso, ovviamente è un'estate un po' particolare dal punto di vista dell'andamento di mercati turistici. Abbiamo avuto in parte qualche delusione da parte della prima parte dell'estate con il maltempo, comunque un'estate che faceva fatica ad ingranare, quindi abbiamo lasciato sul terreno ovviamente qualche presenza. C'è stato, e questo è indubbio ed è oggettivo, una contrazione della capacità di spesa da parte delle famiglie, perché gli aumenti delle bollette, l'inflazione, ma soprattutto l'aumento dei tassi sui mutui hanno portato le famiglie a avere qualche difficoltà in più a spendere, quindi questi problemi si sono visti. Tuttavia siamo in attesa dei dati sulle presenze, ma i dati dell'imposto di soggiorno che sono in nostro possesso e che sono uno specchio fedele dell'andamento delle presenze ci dicono comunque che non c'è stato nessun tracollo. Il mese di maggio si è chiuso anzi con un segno positivo sul fronte dell'imposta di soggiorno e quindi anche sulle presenze. I mesi di giugno e di luglio si sono chiusi con una contrazione minima, parliamo di 1-2%, quindi davvero dei tassi di decrescita fisiologici ci stanno e che sono legati agli andamenti, quindi confidiamo che comunque a fine estate, a fine anno il bilancio sarà sicuramente positivo. Non sarà l'estate 2022 che è stata un'estate eccezionale, una di quelle che si vedono ogni 10 anni, però comunque è stata una buona estate.
E questo ci fa naturalmente piacere, speriamo naturalmente che, meteo permettendo, anche il mese di settembre regali buone soddisfazioni, insomma, a tutti gli operatori, anche perché sappiamo, insomma, che il mese di settembre è molto amato anche da tanti turisti stranieri che preferiscono, insomma, magari un mese un po' più tranquillo, lontano dalla ressa di agosto, per fare le proprie vacanze sul nostro litorale. Parliamo ora della Via del Mare. La sindaca Nesto ancora non si è collegata, forse ha avuto qualche problema, ne parliamo noi intanto, sindaco, perché poi peraltro, insomma, alla fine il comune di Jesolo è quello che vedrà l'arrivo, no, di questa arteria che, lo ricordiamo, sarà una superstrada a pedaggio, almeno in quelli che sono i progetti che sono stati illustrati dalla Regione. A fine mese ci dovrebbe essere la firma della convenzione con SIS, una superstrada, dicevamo, a pagamento che collegherà appunto la provincia di Treviso con Jesolo sul tracciato di quella che si conosce comunemente come Treviso Mare. Arrivo previsto alla rotonda Frova, quella dell'Ipertosano, diciamo, per capirsi, per chi ci sta seguendo. Il fronte dei sindaci trevigiani, dopo magari glieli faccio anche sentire, sindaco, è abbastanza compatto e sono piuttosto contrari, soprattutto sulla questione del pedaggio. Da parte vostra, come vedete, insomma, questa questione? Sappiamo, insomma, che quella della viabilità verso il litorale è senz'altro una delle questioni più spinose, non da ieri né dall'altro ieri, ma insomma da decenni. Ma allora, io ovviamente conosco buona parte di questi sindaci, ci parliamo, ci stimiamo, e quindi non voglio assolutamente fare polemica e tantomeno criticare le posizioni legittime che ogni sindaco tiene, e che penso siano nel suo giudizio a beneficio della propria collettività, quindi non mi sento di censurare. Dico però un'altra cosa, dico che il fatto di migliorare la viabilità verso il litorale ha dei punti a favore che sono, secondo me, indiscutibili. Il primo è anche di carattere ambientale, perché sfido di poter dire che una viabilità in cui i mezzi stanno in coda per ore e ore e quindi contribuiscono in maniera importante all'emissione di inquinamento sia meglio di una situazione di una strada raddoppiata, e che quindi rende più agevole il flusso del traffico. Quindi questo penso sia già un dato incontrovertibile. C'è anche un tema, ovvero quello che Jesolo, ma l'intero litorale, perché questo è un altro tema, la strada del mare non serve solamente un comune, non serve solamente Jesolo, ma serve anche Cavallino Treporti, quindi 13 milioni di presenze che circolano su queste strade. L'indotto generato da Jesolo non si limita solamente al confine geografico di Jesolo, ma crea benessere, crea lavoro, crea indotto anche per tutto l'artigianale, il manufatturiero, l'industriale che sta nell'entroterra, quindi anche nei comuni amministrati dagli amici sindaci. Quindi il fatto di poter migliorare e potenzialmente far crescere ulteriormente l'indotto economico di Jesolo si può trasformare in un volano di crescita per l'intero territorio, quindi credo che anche questo vada messo sul piatto della bilancia. Io posso essere anche d'accordo che l'autostrada del mare, la via del mare, non sia la scelta perfetta in assoluto, però io credo anche che l'ottimo sia il nemico del buono. L'ottimo, l'ideale, quale sarebbe? Sarebbe quello di realizzare una strada che separa i flussi di traffico di Jesolo e di Cavallino, quindi una strada che vada sopra la laguna di Venezia. Credo che per capacità economica, parliamo di opere che costano miliardi di euro, non milioni di euro, ma anche da un punto di vista della fattibilità e della sostenibilità ambientale, questa strada non sia percorribile. Penso nessuno possa smentirmi su questo, quindi dobbiamo affrontare il problema lavorando su quello che oggettivamente si può fare. L'autostrada del mare ad oggi magari non sarà la scelta migliore in assoluto, però è la scelta migliore sulla base della situazione che abbiamo,
delle risorse che possiamo mettere in campo e della capacità di poter sviluppare un investimento in tempi ragionevoli. Ecco, Sindaco, volevo farle sentire le perplessità dei suoi colleghi, perché insomma puntano il dito su alcune questioni che sicuramente sono in qualche modo importanti anche queste. Sentiamole e poi ne parliamo assieme. Noi nell'azione di contrasto all'autostrada a pagamento, alla via del mare a pagamento, non escludiamo nessun tipo di azione e quindi valuteremo eventualmente anche l'ipotesi di un ricorso. Via del Mare, a settembre l'aggiudicazione dei lavori, ma la nuova superstrada a pagamento sul tracciato della Treviso Mare ai sindaci della Marca non va giù ed in attesa di un incontro con la regione si affilano le armi guardando anche al TAR. Sulla necessità di sistemare la viabilità per il litorale e mettere in sicurezza la Treviso Mare non ci sono dubbi, ma da qui a costruire la superstrada a pedaggio ne passa, dicono i primi cittadini, anche perché la nuova arteria finirà alla rotonda Frova, dove il traffico diretto a Jesolo come al Cavallino finirà per bloccarsi di nuovo. In questi anche anni che sono passati noi abbiamo sempre chiesto che venissero risolte le criticità che sono lì a valle, e dopodiché probabilmente con la risoluzione di quelle criticità e con la messa in sicurezza di tutti quelli che sono gli incroci a raso sulla Treviso Mare, probabilmente potrebbe anche non servire una vera e propria autostrada del mare. Quindi noi vogliamo che si riapra il confronto su questo e si trovino le soluzioni vere e effettive per risolvere la criticità a 360 gradi. I dubbi dei sindaci trevigiani riguardano anche l'introduzione del pedaggio. Perché l'autostrada a pagamento significa riversare il traffico dei lavoratori, il traffico dei fornitori e dei traffici dei turisti pendolari nelle strade comunali e provinciali alternative alla Treviso Mare. Particolarmente penalizzati, temono i primi cittadini, i pendolari delle spiagge, ma anche tutti coloro che lavorano con le attività del litorale. Io penso in particolare anche ai furgoncini dei fornitori dei prodotti lattiero-caseari, alla frutta, alle bibite, che devono andare più volte al giorno a rifornire il commercio delle località balneari. Per farlo velocemente dovrebbero prendere quello che prendono adesso la Treviso Mare e si troverebbero a pagare dei pedaggi che renderebbero i loro guadagni ovviamente molto più risicati, con conseguenze anche sul livello dei prezzi o sulla tenuta delle stesse attività. Ecco, allora questa è la posizione dei sindaci trevigiani. Vedo nel frattempo che si è collegata anche la sindaca del Cavallino, Roberta Nesto. Buongiorno, grazie per essere con noi anche a lei. Christopher De Zotti è già collegato da prima. Allora, sono molte le perplessità, no, che vengono sollevate. Da un lato appunto abbiamo sentito i timori che il traffico si riversi sulla viabilità ordinaria di questi comuni, dall'altro la penalizzazione dal punto di vista economico dei pendolari e di chi ci lavora, insomma, con il litorale, delle tante piccole aziende fornitrici del litorale, e poi il famoso collo di bottiglia della rotonda Frova che rischia, dicono, poi alla fine di spostare la coda di qualche chilometro, ma poi di finire sempre in coda. Sindaca Nesto, su questo tema lei peraltro è anche referente, no, della conferenza dei sindaci del litorale, quindi li rappresenta un po' tutti, no? Allora, come presidente della conferenza ovviamente sono molto preoccupata perché tutte le nostre spiagge hanno delle difficoltà, nel senso non c'è una spiaggia che abbia un'infrastruttura adeguata, perché abbiamo tutto il tema della Romea commerciale, della A4, dell'autostrada per l'uscita al casello di Portogruaro, tra San Donà e Portogruaro. Ovviamente le nostre due spiagge, la mia che rappresento come sindaco e quella del collega De Zotti, hanno una criticità doppia perché abbiamo veramente 15 milioni di presenze turistiche circa e abbiamo un'unica infrastruttura. Quindi effettivamente abbiamo tutto questo tema. Poi c'è il tema quindi generale delle infrastrutture. Abbiamo la Regione Veneto che ha ben presente questo elemento di criticità, però le risorse sono sempre troppo poche. Tornando invece al tema dell'autostrada del mare,
Io capisco le colleghe e le loro criticità, i loro problemi, però mi permetto di dire che non si può neanche rimanere in questa situazione, perché rimanere in questa situazione vuol dire far implodere dei territori, per cui la soluzione da ricercare è una soluzione che deve essere assolutamente delicata e dobbiamo stare attenti come amministratori a tutti i livelli, però non possiamo assolutamente non trovare delle risposte. La mia preoccupazione come sindaco di Cavallino invece è sul tappo, cioè il tappo da questa infrastruttura. Sicuramente un miglioramento in generale della viabilità ci sarà, ma viene spostato, quindi invece di avere il tappo più a monte lo avremo più a valle. Dobbiamo veramente fare i passi che ci sia un intervento che agevola la viabilità nei nostri territori. Ecco, grazie allora alla sindaca di Cavallino Treporti. So che deve scappare, vero? Ci ha dedicato proprio questi pochissimi minuti perché ha un appuntamento di lavoro. Confido nel collega Otti, con il quale condivido questo percorso da sempre, da quando è stato eletto, e condividiamo gli obiettivi e le strategie. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie a Roberta Nesto. Christopher De Zotti, allora queste sono le perplessità, no? Dicevamo, dei sindaci trevigiani, questi sono anche invece le legittime richieste, no? Dei sindaci della costa, con appunto anche quest'ultima effettivamente questione che è stata sollevata dalla sindaca di Cavallino, che è proprio quella delle altre opere che devono in qualche modo essere affiancate alla via del mare per poter poi risolvere il nodo del traffico a valle ed evitare che si crei questo ulteriore, diciamo, imbuto che alla fine sposta un problema da una zona ad un'altra senza risolverlo. Sì, allora andiamo con ordine. Come dicevo prima, ogni sindaco fa quello che ritiene opportuno per la propria comunità, e quindi se ritengono di avanzare i ricorsi al TAR è legittimo e è nelle loro facoltà. Però proprio agganciandomi a uno dei ragionamenti fatti da una collega sindaco, io ribalto la domanda: se Jesolo non ci fosse, questo indotto economico fatto anche di fornitori che più volte al giorno si spostano verso Jesolo per consegnare la merce, ci sarebbe? Oggi la risoluzione dei nodi sulla viabilità e sulle infrastrutture hanno a che fare con la sopravvivenza delle nostre offerte turistiche, sia di Jesolo che di Cavallino, ma in generale di tutto il balneare. E badate bene che siamo arrivati veramente a un punto di non ritorno, quindi o risolviamo i problemi del raggiungimento della viabilità verso le località balneari, o veramente rischiamo che le nostre destinazioni non siano più concorrenziali e che si avvino a un declino. Quindi il tema è quello: non guardare al fatto, secondo me, che un furgoncino possa essere costretto a pagare un pedaggio, che poi comunque immagino sarà un pedaggio assolutamente sostenibile. 4 euro, diceva l'assessore De Berti, sì. 4 euro a tratta. Ok, ma immagino ci saranno anche dei ragionamenti, se vorranno essere fatti anche su chi lavora, su chi si muove come pendolare, immagino che possono essere fatti, quindi io piuttosto la vedrei in questo senso. Sediamoci ad un tavolo anche con i concessionari e capiamo se esistono dei modi anche per, diciamo così, agevolare la vita a chi si muove per lavoro o per creare anche delle condizioni particolari. Io non ci vedo nulla di male a intavolare questo tipo di ragionamento, però se noi non capiamo che risolvere i problemi del traffico ha a che fare con la sopravvivenza di interi comparti economici, significa a lungo termine creare un danno anche agli stessi operatori economici che magari dall'entroterra vanno verso Jesolo. Per quanto riguarda le opere complementari, ovviamente sono anche un cruccio e un'esigenza anche da parte nostra sindaci del litorale. Come diceva prima la collega Nesto, noi ormai da mesi abbiamo avviato un tavolo comune per affrontare il tema della viabilità. Da mesi ci confrontiamo con la Regione del Veneto, quindi con l'assessore De Berti e con l'assessore Calzavara, che ringraziamo perché sono sempre disponibili al confronto, e la stessa Regione si è dichiarata pronta a dichiarare un'urgenza emergenza la realizzazione delle opere complementari, perlomeno
diciamo, la terminazione della circonvallazione est su Jesolo, che porterà da Rotonda Tosano fino alle spalle di Piazza Torino. L'amministrazione comunale ci metterà 6 milioni di euro che ci sono già e che sono pronti a essere messi in campo. La Regione del Veneto metterà il resto delle risorse, e questo permetterà di togliere, questi sono i calcoli che abbiamo, un 25-30% del traffico e dei veicoli che arriveranno su Rotonda Tosano. Quindi ci sarà un miglioramento sensibile e una riduzione del collo di bottiglia. Ovviamente anche noi come amministrazione comunale stiamo facendo i compiti per casa. Nel Consiglio Comunale domani sera andremo a approvare definitivamente il nuovo piano urbano del traffico, che darà anche delle risposte per efficientare la circolazione e la sosta all'interno della città. Quindi riteniamo che il combinato disposto di tutte queste azioni messe assieme nell'arco di un tempo medio, quindi 3-4 anni, porteranno a un miglioramento sensibile delle code, del collo di bottiglia, ovviamente restando sempre nell'ordine delle idee che qualsiasi destinazione balneare avrà dei momenti di picco del traffico, e quindi ci saranno comunque sempre dei momenti di coda in entrata e in uscita. Quando da Veneti andiamo ad Asiago piuttosto che a Cortina, mettiamo in conto che in determinati giorni ci possa essere un po' di coda, quindi la risoluzione totale dei problemi secondo me è ancora lontana da venire, ma un miglioramento sensibile è alla portata, e certo, quindi insomma del mare è funzionale. Sì. Senz'altro, quindi sono le due facce anche, no? Abbiamo sentito i sindaci di un lato, i sindaci dell'altro, proprio di un problema comunque che in qualche maniera deve essere affrontato e deve essere risolto. Io la ringrazio, Sindaco De Zotti, per essere stato con noi, una buona giornata, un buon lavoro, grazie mille. Grazie a voi e buongiorno. Grazie, un saluto. Il Sindaco citava Asiago, e per chiudere questa edizione noi andiamo proprio ad Asiago, perché ci chiede la linea la collega Monica Smiderle, salita appunto in altopiano per parlarci di un'iniziativa turistica che appunto nei prossimi giorni verrà svolta sull'altopiano di Asiago. Buongiorno a tutti da Asiago, ci troviamo in Piazza Carli, ci sono 12 gradi e pioviggina, una situazione meteo che ci ricorda insomma che l'estate è davvero finita, soprattutto in montagna. Con me c'è l'assessore al turismo del comune di Asiago, Nicola Lobbia. Buongiorno assessore, ben trovato. Allora, è il momento di salutare l'estate. Che bilancio possiamo tracciare di questa stagione ad Asiago e sull'altopiano in generale? Sì, le condizioni meteo oggi indicano che l'estate sta finendo, però in realtà ci sono tante iniziative e tante manifestazioni che prolungheranno la stagione estiva qui ad Asiago nell'altopiano. Quindi il bilancio sicuramente è un bilancio positivo, vogliamo ovviamente aspettare i dati che arriveranno alla fine della registrazione del mese di agosto, però abbiamo avuto una stagione estiva caratterizzata da buone presenze che si vanno ad aggiungere, a sommare alle ottime presenze che si sono registrate invece nei primi 5 mesi in altopiano. Questo fatto è sicuramente positivo, incremento turistico nei primi 5 mesi del 2023 che andiamo a sforare il più 30%, quindi anche se c'è stata una leggera flessione nel periodo di luglio caratterizzato da un'instabilità meteorologica, certamente andremo a avere un quadro generale dell'anno positivo. Tante sono le iniziative fatte dall'amministrazione, tante le migliorie apportate nel comparto turistico e anche l'attenzione da parte del distretto del commercio, degli operatori che sempre più stanno sviluppando iniziative e attività volte a intercettare un turismo che apprezza appunto il lavoro che stiamo facendo. Che tipo di turismo caratterizza il vostro territorio, assessore?
Il target è la famiglia, difatti sono innumerevoli gli interventi che stiamo portando avanti per realizzare opere e iniziative che riescano a rispondere alle esigenze delle famiglie, e anche una sorta di certificazione che stiamo sviluppando e studiando proprio con gli operatori per portare il target famiglia anche negli alberghi, nelle strutture ricettive, e quindi caratterizzare la recettività di famiglia quale recettività ideale per il nostro territorio. È un altopiano di Asiago che guarda con fiducia anche alla stagione invernale. Assolutamente l'inverno è stato, possiamo dire, salvato grazie alla lungimiranza degli amministratori che da più di 20 anni hanno impegnato il loro tempo per sviluppare strategie di potenziamento del comparto turistico invernale. Con l'ammodernamento dei vari impianti Caberlaba, Melette, Verena e altri impianti che verranno sostituiti, abbiamo salvato la stagione invernale, e la risposta, come le ho detto, l'abbiamo già registrata nei primi 5 mesi di questo 2023, che ha incrementato del 34% le nostre presenze in altopiano. Io ringrazio l'assessore al turismo del comune di Asiago Nicola Lobbia e restituisco la linea allo studio. Grazie a Monica Smiderla, è tutto dunque per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo subito dopo il TG l'appuntamento con il film di Antenna 3, quest'oggi un grande classico per chi suona la campana con Ingrid Bergman e Gary Cooper, ambientato nella guerra civile spagnola. È tutto dunque, vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo, arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama allo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Ciclone in lento allontanamento verso i Balcani. Il maltempo abbandona il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 30 agosto. Sul Veneto la perturbazione esaurisce la sua azione, lasciando dietro di sé tantissime nuvole e le ultime sporadiche precipitazioni che interesseranno velocemente le zone montuose. Altrove tempo più asciutto. Temperature minime stazionarie sugli 11-15 gradi, massime in ripresa tra 21 e 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. In questo caso al mattino il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, non sono escluse anche delle piogge sparse ma piuttosto frequenti. Nel pomeriggio migliora con ampie schiarite. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo una nuvolosità piuttosto variabile, saranno possibili anche dei piovaschi isolati e con maggiori tratti soleggiati. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 26-27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama allo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.